Si informano i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio da ogni anno di violenza perpetrato e fuori l'impianto sportivo determinerà naturalmente disciplinari e peculiari in danno delle rispettive. Benvenuti al Palapansini di Giovinazzo, si torna in campo, il Bitonto torna in campo dopo 2 settimane dall'ultima volta, gioca qui a Giovinazzo contro la Lazio per la 15ª giornata del campionato di Serie A femminile Fables. Andiamo a leggere le formazioni. Bitonto con Iosi, Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatigna, Lusileia, Pezzolla, Coda, Abbadessa, Grieco, Di Vincenzo e Mansueto, allenatore Gianluca Marzuoli. Dall'altra parte invece Lazio con Pantano, Colucci, Conticelli, Siclari, Pasqual, Coratella, Ruffini, Iochisalo, Pepe, Umbro, Barca e Vanessa. Il tecnico è Daniele Chilelli. Direttore di gara numero 1 Andrea Barilla della sezione di Cinisello Balsamo, Marco Lupo di Palermo, il secondo Dario Pezzuto di Lecce, invece il cronometrista. Gara importante per entrambe le squadre, ovviamente Bitonto che dopo il pareggio 2-2 del Tiki-Taka con il Pescara, vuole avvicinarsi il più possibile alla vetta, ora distante 4 punti, occupata dal Pescara che di punti ne ha 34. Lazio invece che vuole cercare di vincere in trasferta almeno uno scontro diretto con le formazioni di fascia alta del campionato. Ci proverà col Bitonto. Lazio che è reduce da un'altra gara giocata contro una pugliese col Molfetta 5-1 l'ultimo turno dello scorso weekend per la formazione di Chilelli. Vittoria netta contro le biancorosse. Tutti gli effettivi a disposizione sia da una parte che dall'altra. Bitonto che, come detto, torna a giocare dopo 2 settimane l'ultima sfida sempre qui a Giovinazzo, ma tecnicamente fuori casa proprio con Molfetta. Vittoria molto larga della squadra di Marzuoli, 13-1 il punteggio finale, con Nicoletta Mansueto autrice di 3 gol nel corso della gara. Quintetto che vede Iosi, Renatigna, Diana Santos, Lusileia e Tampa. Prima della gara 1 minuto di raccoglimento in ricordo della mamma di Silvano Intini. E allora dicevamo 1 minuto di raccoglimento in ricordo della signora Cortese, mamma del presidente Silvano Intini, scomparsa in settimana. Siamo pronti a raccontare questa gara, siamo pronti a raccontare Bitonto Lazio con la formazione laziale che batterà il primo pallone dell'incontro da sinistra a destra dei vostri teleschermi, dei vostri schermi. La formazione di Chilelli che parte adesso con la finlandese Iochisalo, poi palla lunga di Vanessa verso Iochisalo, Bitonto recupera il pallone, Lusileia si accentra, va da Renatigna cerca lo spiraglio per calciare, allunga il pallone, Tampa dentro, Lusileia dietro alla ricerca di Renatigna, c'è stato il tocco da parte di Valentina Siclari, ultimo tocco Lazio, rimessa a Bitonto
con pallone alzato da Tampa, poi da Renatigna verso Tampa, palla ancora toccata dalla calabrese Siclari, ancora una rimessa laterale per il Bitonto, questa volta dall'altra parte con Diana Santos pronta a servire il pallone verso Tampa, poi Renatigna tocca al centro per Tampa che non trova lo spiraglio per servire Lusileia, riparte la Lazio con Vanessa. C'è stato l'intervento dell'arbitro numero 2, il signor Lupo di Palermo, che ha visto, era proprio lì, il pallone ha scavallato la linea laterale, allora Bitonto che va con Diana Santos, profondo il pallone, palla intercettata da Marica Umbro. Iochisalo, palla che finisce sul soffitto del Palapanzini, calciata, sfera da Siclari, e allora rimessa laterale per il Bitonto. Palla che termina fuori, Renatigna andrà a rimettere il pallone in gioco. Diana Santos, poi Siclari, ancora Diana Santos verso Lusileia, Diana Santos sul pallone, l'intervento da parte di Pasqual, chiede il fallo, allarga le braccia Diana Santos per l'intervento della spagnola, intervento che è arrivato al momento in cui Diana Santos si è coordinata per calciare, palla che ora viene recuperata dalla Lazio, palla centrale, Pasqual prova a dialogare con Iochisalo, Siclari, Vanessa Pereira, la brasiliana va giù sulla pressione di Renatigna, Diana Santos, anzi Tampa, recupera il pallone Iochisalo, la finlandese va al centro verso Pasqual, libera Renatigna. La palla è uscita, ultimo tocco di Iochisalo che ha anticipato Lusileia nel tentativo di ripartenza della squadra di Marzoli. Tampa, scivolata di Siclari, precisa, che toglie il pallone dalla disponibilità della brasiliana. Renatigna, Diana Santos non controlla, palla che torna alla Lazio, passati i primi 2 minuti e 20, 0-0 qui al Palapanzini tra Bitonto e Lazio. Vanessa Pereira, Pasqual dietro da Siclari, Iochisalo, Vanessa in verticale da Pasquale che calcia, si fa anche male, palla che rimane, piede che rimane piantato sul parquet, però subito torna a correre Pasquale. Dall'altra parte Lusileia, ultimo tocco di Pasquale, ancora Bitonto che insiste sul lato di sinistra con Tampa che alza il pallone, va da Renatigna, palla dentro, intercetta in qualche modo Marianna Pepe. Portiere barese che dopo una lunga gavetta in Puglia prima, poi in Emilia Romagna, ha trovato l'esordio in Serie A l'anno scorso con la Mezia, quest'anno alla Lazio. Vanessa dietro da Pepe, palla profonda alla ricerca di Pasqual Corin, niente da fare, rimessa laterale per il Bitonto.
Diana Santos, Tampa protegge la palla Vanessa Pereira e allora Lazio che riparte. Vanessa calcia, Colucci in due tempi Iosi controlla la conclusione della numero 3. Tampa va da Renatigna, lo scatto e il tiro, la palla alta sulla traversa, ci ha provato Renata D'Amatti che ha conquistato il premio come migliore giocatrice di dicembre, premio che il Bitonto assegna ogni mese, la famosa leonessa del mese. Dicembre per Renatigna, dicembre fantastico sia per quello che ha realizzato in campionato ma anche per la grande prestazione nella Champions. Invece premio di gennaio per Tampa, calcia Yoki Salo, palla che non supera il muro del Bitonto. Lazio che comunque rimane nella metà campo delle pugliesi. Intanto dentro Mansueto e Grieco. Siclari si coordina bene Vanessa, rimessa laterale dall'altra parte ancora per il quintetto di Daniele Chilelli. Calcio Vanessa, palla alta con le mani Iosi, dall'altra parte Diana Santos riesce in qualche modo a mettere giù il pallone ma è vicina Vanessa che le ruba la sfera. Mansueto, il break del Bitonto con Renatigna che va da Diana Santos, affrontata da Colucci, ancora Renatigna al centro, supera Conticelli che viene ammonita. Fallo tattico di Conticelli per non far scappar via la giocatrice del Bitonto, le tiene la maglia e allora calcio di punizione in favore del Bitonto di Marzuoli. Quando abbiamo superato i primi 5 minuti di questa partita, Bitonto alla ricerca del gol del vantaggio, ora ci prova con questo calcio di punizione. Renatigna sul pallone, larga a sinistra c'è Diana Santos, in aria Grieco e Mansueto, lo schema dentro, Mansueto, ancora Mansueto, Diana Santos calcia, si immola Siclari, palla fuori, occasionissima per il Bitonto, ci ha provato prima Mansueto, poi Diana Santos, bravissima Siclari a respingere, ancora Bitonto, Diana Santos, un bolide, Pepe non vede più il pallone, poi allontana la Lazio, ancora Bitonto che ora insiste. La palla che è stata toccata da una giocatrice del Bitonto e quindi la rimessa sarà per la Lazio. Una bolide quello di Diana Santos, Pepe riesce a deviarlo. E la Lazio si salva, Vanessa, tiro teso, Iosi, facile in due tempi, con le mani. Diana Santos, va giù il pallone, allora Renatigna, ancora Diana Santos, è partita Renatigna, vista da Diana Santos, prova ad accentrarsi, palla respinta, Grieco no, va in ripiegamento, recupera il pallone, Iosi, Diana Santos in verticale per Renatigna, si accentra ancora Renatigna dall'altra parte, Mansueto, Grieco col piattone, interviene Colucci, palla fuori, rimessa laterale per il Bitonto, ritmi serrati al Palapansini in questi primi 6 minuti abbondanti. Grieco, Mansueto, ancora Grieco, Renatigna, Grieco, palla rubata da Siclari che sta facendo davvero una ottima partita sul versante difensivo.
poi il pallone in profondità che non raggiunge nessuno di Nicoletti, palla che viene recuperata dalla Lazio che riprova a buttarsi dall'altra parte. Yokisalo, la pressione di Mansueto, palla deviata, c'è lo scontro tra Mansueto e Yokisalo. Emilia Yokisalo, anche lei reduce da una stagione a Lamezia, arrivata in Italia in realtà qualche anno prima al Chiaravalle. Attenzione intanto Greco al centro, Pepe si supera, ancora Greco in due sul pallone, Greco, poi Pepe, alla fine Siclari e c'è il gol del Bitonto, deviazione di Siclari dopo il miracolo di Pepe, autorete della numero 5 della Lazio. Palla che è stata deviata da Siclari sulla conclusione di Greco dopo un vero e proprio miracolo di Pepe, bravissima a tenere il pallone. Due interventi prodigiosi del portiere barese, in forza la Lazio. Alla fine però il Bitonto è riuscito a passare in vantaggio. Una buona percentuale del gol e di Alessia Greco, la più classica degli ex. Greco che ha giocato anzi 8 stagioni, più di 8 stagioni con la Lazio. Intanto dall'altra parte va Nicoletti, Susi Nicoletti, 2-0 Bitonto. Assist di Greco, gol di Nicoletti, per Nicoletti è il primo gol in campionato, il terzo stagionale. Ovviamente parliamo di questa stagione. E allora Bitonto 2, Lazio 0, allunga la squadra di Marzoli con Susi Nicoletti su assist ancora di Alessia Greco, che come dicevamo dal 2015 a 2 anni fa praticamente ha vestito la maglia della Lazio. Siclari, pallone dall'altra parte, Yokisalo di testa, Greco allontana. Mansueto dall'altra parte, Tampa, la sterzata, Tampa col mancino, palla fuori. Deviazione Lazio. Nicoletti, Greco, Mansueto calcia col mancino, ancora un pallone out, fuori Mansueto, dentro Lusileia. Tampa, Greco, la sterzata, palla che finisce sui piedi di Sara Conticelli e poi termina fuori, corner Bitonto, Greco dentro, Nicoletti, Pepe si supera, l'ha visto apparire all'ultimo secondo questo pallone deviato da Nicoletti. Ancora Bitonto, Tampa dentro per Lusileia, il timbro della Reina. Bitonto 3, Lazio 0.
anche Lusileia, un ex Ha segnato il numero 10, Lusi. giocato alla Lazio, 3 anni ricchi di gol dal 2013 al 2016, poi ancora una stagione, quella 17-18 per Lusileia, che va a segnare la terza rete del Bitonto. Bitonto che ora ha accelerato, Lazio spiazzata, ci prova ancora la squadra di Marzuoli. Tampa, Nicoletti di prima, Lusileia alza il pallone di testa Siclari, ancora Lusileia, Tampa domestica il pallone, Lusileia lo recupera dopo una deviazione biancoceleste, Greco, Tampa dietro il pallone, Nicoletti, rubata la sfera da Pasqual Corin che calcia in porta, prova a dare la scossa la spagnola, palla che termina fuori. Palla recuperata ancora dalla Lazio, ci prova Conticelli che sbatte sulle tibie di Diana Santos. Ancora sarà Conticelli che va da Iochisalo, Conticelli, Pasqual, Tampa intercetta questo pallone profondo spedito verso Iochisalo, deviazione di Tampa, rimessa laterale Lazio, prova a reagire allo stordente, agli ultimi stordenti 5 minuti del Bitonto. Palla dall'altra parte, si coordina Colucci, calcia Iosi, protegge il pallone Tampa, recupera il portiere brasiliano Lusileia, dall'altra parte Greco, la giocata, calcia addosso a Conticelli, c'era anche Diana Santos da quelle parti, ancora Bitonto, Greco calcia con il mancino e allora Lazio che devia, la giocatrice della Lazio deviato il pallone, rimessa a Bitonto, Tampa, poi Greco, Diana Santos, palla rubata da Colucci, anche lei pugliese, prova il suggerimento verso Iochisalo, troppo profondo, Iosi, poi Lusileia, il tocco, la deviazione, rimessa laterale, Bitonto che rimane nella metà campo della Lazio, Renatigna, Tampa, Diana Santos, Renatigna, ancora Diana Santos, Tampa, Renatigna, affronta Colucci, Tampa cerca lo spazio e calcia col destro, chiede la deviazione, che c'è, se ne è accorto il signor Barillà di Cinisello Balsamo. Corner per il Bitonto, Tampa, buona coordinazione, tiro che viene contratto da una giocatrice della Lazio, rimessa laterale alla fine per le biancocelesti di Chilelli, sbaglia però. Claudia Ruffini, Diana Santos, Lusileia, ancora Ruffini, questa volta su Lusileia, palla fuori, passati i primi 10 minuti, 3-0 Bitonto. La giocata di Renatigna, Tampa, Lusileia, pallone che rimane lì, Lusileia lo conquista, lo serve a Renatigna che prova questo colpo quasi d'esterno,
palla che si spegne sull'esterno della rete. Pasqual, la pressione di Lusileia, palla fuori, rimessa laterale Lazio, ancora Pasqual, va da Colucci, buono lo stop, rimane lì il pallone, Colucci prova a giocarlo, poi Pasqual Corin, Lazio che accorcia 3-1, il gol della catalana di Sabadell. Protegge il pallone Colucci, buono poi il servizio su Pasqual che sigla il gol del 3-1. Tampa, Renatigna centrale, Diana Santos, Pepe non riesce neanche a vederlo, il tiro di Diana Santos. 4-1, neanche il tempo di digerire il gol della Lazio, arriva subito la risposta del Bitonto con Diana Santos al limite dell'area, il tiro di Diana Santos ben piazzato sull'angolo lontano, Pepe immobile sulla conclusione della centrale brasiliana. Dall'altra parte Lazio ci prova con Colucci, Tampa non passa il pallone, Ruffini respinge, ancora Bitonto, Iosi, palla profonda, Lusileia di testa Pasquale che anticipa, Lusileia rimessa per il Bitonto che va ad occupare la metà campo della Lazio. Tampa, Renatigna, ancora Tampa, calcia, Pepe di riflesso respinge, Diana Santos, Renatigna, Tampa scusate, recupera questo pallone, rischia di perderlo sulla pressione di Colucci, Diana Santos, Lusileia, ancora Lusileia dentro, Siclari, pulisce l'area, rimessa Bitonto, palla verso Lusileia, deviazione, dall'altra parte Lazio con Colucci, Iochisalo dentro, Siclari, ancora un gol della Lazio, 4-2, Siclari al limite dell'area, supera Iosi, Lazio che si rifà sotto, torna a -2 con il gol di Valentina Siclari. Dall'altra parte Renatigna chiusa da Iochisalo, Grieco, palla deviata da Colucci, poi Pepe con le mani, Siclari, lo scambio con Colucci, questa volta il pallone leggermente in ritardo, per Siclari 12° gol in questo campionato e diventa la miglior realizzatrice della Lazio in questa stagione. 12 gol per lei, supera Vanessa Pereira. Iochisalo, Pasqual, il duello tra Colucci e Diana Santos, Bitonto che prova ad andare con Mansueto, pescata in verticale da Diana Santos, palla deviata da Iochisalo, ancora Bitonto, Renatigna,
Diana Santos, il tiro di Diana Santos, il palo della brasiliana, un altro grande tiro di Diana Santos, trova l'angolo dall'altra parte, il palo però impedisce alla numero 5 la doppietta personale. La numero 7, pardon, Colucci per Pasqual, palla sull'esterno, gara bella quella che stiamo raccontando dalla Pala Panzini di Giovinazzo tra Lazio e Bitonto, una gara vibrante, diverse occasioni da gol, diverse emozioni. Iochisalo, Siclari di prima verso Colucci che col petto la porta giù, perde però il duello con Mansueto. Bitonto che recupera il pallone, Grieco, Renatigne, Mansueto, ancora Renatigne dentro Mansueto, Nicoletta, Mansueto, 5-2 Bitonto. Bitonto 5, Lazio 2, ha segnato il numero 22, Nicoletta! 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 Ancora un gol per Nicoletta Mansueto che continua con la sua straordinaria stagione in generale in termini realizzativi. Probabilmente la migliore stagione della carriera per la ragazza di Noci. Bitonto che si porta sul 5-2. Lazio che comunque rimane in partita, ha trovato 2 gol, prima con Pasqual, poi con Siclari, la squadra di Chilelli. Bella gara, dicevamo prima. Bitonto che ha avuto davvero 5 minuti di grande furore, minuti in cui si era portata sul 3-0. Poi Lazio che è riuscita a riportare la gara su binari un po' più equilibrati. E ora è colpo su colpo. Lazio che gestisce questo pallone, squadra è tornata in campo, Renatigna fa sparire il pallone, lo fa riapparire verso Grieco, ancora Renatigna. Poi Mansueto allontana Iochisalo, rimessa laterale per il Bitonto. Ultimi 5 minuti di questo primo tempo che sta sorridendo alla squadra di Marzoli. Renatigna, Grieco, Mansueto, Siclari, Pasqual, Iochisalo, Renatigna recupera e va a prendersi questo pallone, la deviazione però corner Lazio. Siclari dall'altra parte verso Pasqual, ha provato il tiro a volo ma ha colpito male la sfera, palla che svirgolata termina fuori. Renatigna, palla centrale, Mansueto sbaglia e allora Siclari di corsa, c'è Grieco però che fa buona guardia, non arriva sul pallone di Siclari, riparte il Bitonto, Nicoletti, poi Mansueto, deviazione di Pasqual
Renatigna, Greco, duello con Siclari che alla fine la spunta, Lazio che poi allontana, Bitonto che recupera il pallone, Renatigna, Mansueto, fallo di Pasquale che spinge Mansueto, poi va a chiedere scusa alla giocatrice del Bitonto. Calcio di punizione Bitonto. Mansueto. Tampa. Lusileia. Un'altra spinta, questa volta non c'è il fallo, Pasquale recupera il Bitonto. Greco dall'altra parte a sinistra, il raddoppio su Greco che passa, va giù Greco, c'è il calcio di punizione al limite dell'area su Alessia Greco. Calcio di punizione per il Bitonto al limite dell'area, si stava infilando tra due laziali Alessia Greco, grande protagonista di questi 20 minuti, di questi primi 20 minuti, con un gol e un assist portati a referto. Pronta sul punto di battuta Tampa. Parte Tampa direttamente in porta, l'intenzione era quella, meno l'esecuzione, palla che finisce alta sulla traversa. Portiere di movimento per la Lazio. Calcio di punizione per il Bitonto. Greco, Tampa. Nicoletti rischia, poi Pasquale ci mette il piede Iosi. Greco, un po' di confusione. Iochisalo prova a sbrogliare dall'altra parte verso Pasquale, Iosi in anticipo. Diana Santos, anzi pardon, Lusileia, Tampa, Nicoletti, partita Tampa, Lusileia con la suola verso Tampa, meravigliosa Tampa, 6-2 Bitonto. Ledian Tampa quindi per il 6-2, funziona bene la ripartenza del Bitonto, ripartenza finalizzata da Tampa e Bitonto che si riporta a +4. Rimessa laterale per la Lazio che rimane con tutto il quintetto nella metà campo del Bitonto. Iochisalo verso Vanessa Pereira, poi Siclari
ancora Iochisalo, la Finnica va da Vanessa, poi Ruffini, Pasqual su Nicoletti, c'è il fallo di Pasqual, giallo per Pasqual Corin. La munizione per il numero 7. Non è d'accordo Pasqual Corin con la scelta, la decisione del direttore di gara. Giallo per lei, secondo giallo per le laziali. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Tampa, Diana Santos, palla profonda, facile per Pepe, Pereira, Iochisalo, Renatigna va di fretta, palla che termina rimessa laterale, chiede scusa, Renata Adamatti. Iochisalo, palla che viene riconquistata da Iosi, Renatigna, Lucileia, Tampa, Diana Santos, Renatigna, Tampa, ancora Diana Santos, Renatigna, Lucileia, calcia, deviato il pallone da Pasqual, può tornare in porta Marianna Pepe. Ultimi 20 secondi, poi tutti negli spogliatoi. Tampa carica il destro, tira un po' sbilenco di Ledian Tampa. Vanessa Pereira, Renatigna tiene vivo il pallone, poi la giocata di Renatigna che prova la soluzione solitaria. Stava arrivando sia Lucileia, era già arrivata probabilmente Lucileia lì a sinistra, stava arrivando anche Tampa, preferito fare tutto da sola Renatigna. Lucileia si coordina, palla dietro Ruffini, poi Pepe con le mani, ultimo secondo, arriva la sirena. 6-2 Bitonto, Bitonto che è in vantaggio sulla Lazio. Bella gara finora, noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di questa gara, quella tra Bitonto e Lazio, 15ª giornata del campionato di Serie A.
Secondo tempo di Bitonto-Lazio, 6-2 il punteggio. Nel primo tempo Bitonto che dopo 10 minuti era avanti 3-0, poi la reazione della Lazio, intanto sono tornate in campo le squadre, è ricominciata la partita. La reazione della Lazio, ma il Bitonto ha saputo tenere testa al ritorno della formazione romana. Più 4 per la squadra di Marzuoli, che ora prova ad attaccare. Diana Santos, Pepe coi piedi. Ancora Bitonto, Lucileia! Morbidissima Lucileia! Questo pallonetto che scavalca Pepe. 7-2, più 5 per il Bitonto che è a 2 gol dalla 100ª marcatura in campionato di questo campionato. ...98 gol segnati fino a questo momento dalla squadra di Marzuoli, nettamente il miglior attacco del campionato, lo dice anche la classifica marcatori, che vede ben 4 giocatrici del Bitonto nelle prime 4 posizioni. Allontana Pasquale, poi Tampa addosso a Siclari, ultimo tocco della calabrese, autrice di una delle reti, anche del primo gol della prima marcatura del Bitonto, sulla deviazione sul tiro di Greco e sull'intervento di Pepe. Jokisalo, la finlandese, poi Vanessa Pereira. Jokisalo e Vanessa Pereira saranno protagoniste nell'amichevole, intanto la conclusione è proprio di Jokisalo, nell'amichevole che si giocherà settimana prossima in Finlandia, tra Finlandia e Brasile. Convocate anche Josi, Lucileia e Tampa per il Bitonto. La finlandese e la brasiliana invece le giocatrici convocate per questa partita amichevole. Per quanto riguarda la Lazio, Vanessa, Jokisalo, Siclari, palla che termina fuori, ha provato ad aprire verso destra Valentina Siclari, impreciso il passaggio. Bitonto che torna in possesso del pallone con Diana Santos, poi Tampa sbaglia, recupera il pallone Diana Santos, Tampa si allarga Josi, servita da Tampa. Provato il passaggio verso Lucileia, palla che supera sia Lucileia che Siclari, termina fuori. Attenzione a Colucci, chiude Diana Santos sulla numero 3 della Lazio. Dall'altra parte si coordina Vanessa, tocca Jokisalo con la coscia, Lucileia salva. Poi Renatigna prova a passare, Vanessa, ancora Renatigna, Diana Santos verso Tampa, agguanta il pallone, prova a servire Lucileia, sbaglia la Lazio, recupera il Bitonto, dentro Lucileia, verso Renatigna, tocca Pereira, Vanessa Pereira, palla fuori, rimessa laterale Bitonto. Diana Santos calcia col mancino, anzi col mancino al sinistro, palla che termina fuori. Ci ha provato Diana Santos. Siclari, Ruffini,
Vanessa, Diana Santos vince il contrasto con Ruffini che però torna sul pallone, recupera la sfera, Vanessa calcia addosso a Tampa, palla che finisce addosso all'arbitro, la rimessa è per la Lazio. Vanessa in mezzo, Ruffini prova a deviare il pallone, ultimo tocco Bitonto, ancora Lazio. Siclari calcia Vanessa, Iosi, Grieco, Diana Santos, Mansueto, Grieco, Diana Santos, Tampa, Mansueto, ultimo tocco di Tampa, di Diana Santos, rimessa laterale per il team di Daniele Chilelli. Ruffini calcia Vanessa, di testa Tampa, col petto Diana Santos, Siclari le ruba il pallone, prova a calciare, palla alta sulla traversa. Una delle migliori della Lazio, Valentina Siclari. Ancora le biancocelesti con Vanessa, Colucci, Siclari, Diana Santos, Mansueto, Tampa. Da terra Diana Santos riesce in qualche modo a calciare. Siclari mette fuori, rimessa a Bitonto, ancora le pugliesi. Lazio che però riesce a rubare il pallone, lo perde nel momento in cui prova a costruire. E Bitonto che può tornare a gestire la sfera. Mansueto passa bene, Mansueto che poi calcia e trova l'angolo, gol meraviglioso di Nicoletta Mansueto che vale l'8-2 per il Bitonto. Nicoletta Mansueto che si regala la doppietta personale. Semina la diretta avversaria in un fazzoletto, poi il tiro forte e preciso che non lascia scampo a Pepe. Gran bel gol quello messo a referto da Nicoletta Mansueto. E Bitonto che si porta sul +6. Ora vantaggio difficilmente colmabile. Lazio che prova con Siclari a rispondere. Palla deviata da Mayra Badessa, anzi Alexandra Di Vincenzo, lei che è entrata da qualche secondo. Vanessa, Ruffini, Pepe, Colucci, sbaglia il passaggio in orizzontale, rimessa a Bitonto. Nicoletti, Mansueto, ancora Nicoletti, Grieco, alza il pallone preciso per Nicoletti, palla dentro, non ci arriva per un soffio Alexandra Di Vincenzo. Bella azione del Bitonto, partita da un'illuminazione di Grieco, ancora Nicoletti, prova a sfondare il muro biancoceleste che regge dall'altra parte la squadra di Chilelli. Vanessa fermata da un'ottima Grieco, una delle migliori invece per il Bitonto, l'ex Lazio.
Di Vincenzo perde il pallone il Bitonto, lo recupera con Grieco che può andare a spazio. Grieco, la transizione del Bitonto, calcia al centro Pepe, blocca il pallone, è arrivata un po' scarica Grieco al momento di calciare. Colucci per la Lazio, Ruffini morbido verso Iochisalo, recupera il Bitonto con calma. Nicoletti, Di Vincenzo, dall'altra parte Grieco, palla centrale, Mansueto impreciso il passaggio, rimessa laterale per la Lazio. Palla profonda, Iosi con i pugni anticipa Colucci, poi Greco, passaggio corto, Colucci ne approfitta, Mansueto prova a rubarle il pallone, ci riesce con l'aiuto di Vincenzo, poi Pasqual mette fuori. Grieco, Nicoletti, Grieco fa viaggiare Di Vincenzo, l'uscita comoda di Pepe. Iochisalo, Pasqual, Siclari, palla centrale, Colucci, Siclari, Pasqual, Colucci, Pasqual, Siclari, Pasqual fermata da Grieco, la Lazio, Mansueto, Nicoletti, Grieco, Iochisalo dentro Colucci, Iosi va a recuperare il pallone, Greco, Mansueto, tocco di Pasqual, rimessa per il Bitonto, Di Vincenzo, l'1-2 che non si chiude con Nicoletti, Siclari, Pasqual, ancora Siclari, prova a seminare Mansueto che le rimane incollata, ancora Pasqual, sbaglia poi ad allargare verso Iochisalo, rimessa laterale per il Bitonto, Nicoletti, Grieco, Di Vincenzo, Nicoletti, Mansueto, Greco, sbaglia Grieco che poi prova il tiro dalla distanza, un bel tiro quello di Greco, palla di poco fuori. Riparte la Lazio ma sbaglia Iochisalo, ancora Bitonto, Mansueto prova questo lancio lungo intercettato da Pepe, superato il 10° minuto di questo secondo tempo, ampio vantaggio del Bitonto che con +6 sulla Lazio gestisce la partita e il risultato. Lusileia, Di Vincenzo allarga la gamba sinistra alla ricerca del pallone, troppo alta, riesce comunque a calciare dall'altra parte Lazio con Colucci, palla centrale, Pasqual calcia addosso a Lusileia, rimessa laterale per la Lazio. Vanessa, Siclari,
Vanessa. Pasqual protegge il pallone Lusileia. Sarà rimessa laterale per il Bitonto. Di Vincenzo, Diana Santos, Iosi, Tampa, Di Vincenzo, Tampa, Diana Santos, ancora Di Vincenzo, Tampa, Diana Santos, Lusileia, prova il suggerimento per Tampa che dice a Lusileia per tanto così. Si sovrapposta a numero 5 Vanessa, allontana Siclari. Lazio che non riesce a creare come nel primo tempo, come è riuscito nel primo tempo a mettere in difficoltà il Bitonto e quindi ad accorciare. Lusileia, Tampa, palla centrale verso Pezzolla, entrata da qualche secondo. Iochisalo, Pasqual, Vanessa, calcia Iochisalo sulla corsa col mancino, palla fuori, rimessa a Bitonto. Bitonto che con questa vittoria andrebbe al secondo posto. Assieme al Falconara che ha vinto con la Lamezia in Calabria 6-1. E assieme al Tiki-Taka che invece ha pareggiato 2-2 nel big match della giornata contro il Pescara. Lusileia, la chiusura di Siclari. Diana Santos, Pezzolla, fermata, Vanessa, Pasqual, Diana Santos la tiene, poi Ruffini, Vanessa, Ruffini, Vanessa, palla fuori, rimessa laterale per il per la squadra laziale, per la squadra di Chilelli. Iochisalo, 6:30 ancora da giocare, Pasqual, ancora Iochisalo, Pasqual, Vanessa, Iochisalo, cerca col portiere di movimento di accorciare, Pasqual in un momento della gara in cui il Bitonto sta controllando bene il risultato, prova a spostare l'inerzia del match Chilelli. Iochisalo, Pasqual, ancora Iochisalo, Pasqual, Ruffini, Tampa le ruba il pallone, poi Diana Santos fuori, Lusileia si ferma, va da Pezzolla, provato ad allungarsi alla ricerca di questo pallone, non è riuscita ad addomesticarlo, riparte la Lazio. Pasqual calcia, Iosi attenta, poi Renatigna quasi scivola, Iochisalo è attenta e va a riprendersi il pallone. Pasqual,
Iochisalo, deviazione di Tampa, rimessa laterale Lazio. Ancora Emilia Iochisalo, seconda stagione consecutiva in Italia per la finlandese, dicevamo al Chiaravalle, esperienza nel 2020, poi la Mezia l'anno scorso, quest'anno Lazio per Emilia Iochisalo. Non sfrutta l'occasione la Lazio, non sfrutta portieri di movimento. Divario ampio, 6 gol da recuperare. Bitonto, che lo dicevamo, è un gol di distanza in questo momento dalla 100ª marcatura. Ci prova con Mansueto e porta il suo nome, il gol numero 100 del Bitonto in questo campionato. L'abbiamo annunciato, è arrivato con Nicoletta Mansueto. Tris per Nicoletta Mansueto, tripletta personale. Gol numero 100 quindi per il Bitonto, firmato da Nicoletta Mansueto. Diana Santos. 9-2 Bitonto, quindi a 4:10 dalla fine della partita. Bitonto che con questa marcatura blinda ulteriormente una vittoria che dicevamo blinda ulteriormente questa vittoria che porterebbe il Bitonto a un punto dalla vetta. Mansueto che tra l'altro, grazie a questo gol, appaia Renatigna in vetta alla classifica marcatori della Serie A. Grande stagione per Nicoletta Mansueto. Renatigna. Tocca Pasquale. Rimessa laterale per le ragazze di Marzoli. Nicoletti. Ancora Tampa. Renatigna. Calcio a Renatigna, palla deviata. Rimessa laterale per il Bitonto. Tampa. Mansueto. Renatigna. Calcio a Tampa, palla deviata. Rimessa laterale per il Bitonto. Renatigna domestica il pallone. Tampa ha spazio. Dentro Mansueto gira verso Tampa per chiudere la triangolazione, ma trova Pasquale sulla sua strada. Renatigna fuori per Tampa che prova a liberare il destro col piatto, palla contratta dalla Lazio, ma è ancora Bitonto. Mansueto prova a sfuggire a Ruffini. Tampa. Renatigna. Palla dentro. Cercato la conclusione col destro. Attenta Pepe sul primo palo, palla deviata. Corner per il Bitonto. Ancora una deviazione, ancora calcio d'angolo, ancora Bitonto in avanti. Bitonto che
Il 9 febbraio sarà di scena a Foligno al Pala Paternesi per la giornata numero 16, mentre riposerà la Lazio di Chilelli, un turno di pausa per poi tornare in campo in casa, sempre con l'Atletico Foligno. Iosi, Renatigna, pallone in campo, dall'altra parte c'è Abadessa che prova ad arrivare su questo pallone. Uno dei prodotti del vivaio nero-verde Mayra Abadessa. Iochisalo, Vanessa, ancora Iochisalo, Siclari, Iochisalo. Poi Pasqual, a metà tra un tiro e un pallone servito al centro, palla che termina fuori. Ancora 90 secondi da giocare, poi festeggerà il Bitonto questa vittoria che arriva con in dote anche il gol numero 100 in questo campionato. Vanessa cerca e trova Ruffini, Vanessa col mancino vicino Iosi, palla non lontana dal palo, dall'altra parte Vanessa lascia sfilare il pallone sul tentativo di rilancio con le mani di Iosi Oliveira, portiere brasiliano del Bitonto. Vanessa, Iochisalo, palla dentro, allontana Abadessa. Vanessa, Iochisalo, poi Siclari, ancora Vanessa, palla di Ruffini dall'altra parte. Vediamo se il Bitonto, che ha a disposizione ancora 30 secondi, cercherà il gol numero 101. Siclari anticipa Abadessa, poi dall'altra parte Ruffini, servita da Pasqual. Vanessa, ultimo assalto della Lazio, Pasqual, Siclari, deviazione, sarà corner, 6 secondi ancora al fischio finale. Iochisalo, Vanessa, Iochisalo, calcio, arriva il fischio finale. Bitonto che vince 9-2, vittoria che porta al Bitonto il secondo posto in classifica assieme a Falconara e Tiki-Taka. Porta in dote, l'abbiamo già detto, il gol numero 100 della stagione, del campionato, e porta in dote una bella gara giocata e alla fine dei conti ai punti anche vinta con grande merito dalla squadra di Marzoli. E allora 9-2 il saluto delle squadre e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento sempre sul canale YouTube della Federazione per il grande calcio a 5 femminile di Serie A.